Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. La Corte dei Conti boccia il progetto del governo sul ponte sullo Stretto da 13 miliardi e mezzo, dubbi sui costi effettivi, interamente a carico dello Stato, senza investimenti dei privati. La Premier Meloni, invasione di campo dei giudici, il ministro Salvini, risponderemo ai magistrati punto per punto e andremo avanti. A Messina la conferenza stampa già convocata da Eno Ponte per annunciare una nuova manifestazione il 29 novembre è diventata un'occasione per festeggiare e ridefinire nuove battaglie. A Palermo cortocircuito sulla sicurezza. Le zone rosse, prima invocate per serate senza paura, ora contestate da commercianti e titolari di pub. C'è il deserto, lamentano, replica piccata del sindaco La Calla. Dalla regione a Catania, meno fondi di Maletto, 693 euro all'anno nel comune delle Fragole, meno di 8 nella città etnea a persona. Le reazioni degli amministratori catanesi, sappiamo come rimediare a certe stranezze. Dal cemento al verde, a Catania rinasce Piazza Turiferro, gioiello incastonato nel centro storico, il sindaco Trantino, innamoriamoci di questo luogo per far ripartire la città. A Palermo questa donna vive da 2 mesi in auto, sfrattata, non va in un istituto o una residenza sociale per non essere costretta a abbandonare il suo amato cagnolino. Calcio, autore del grifo è del Catania, in attesa di comunicazione ufficiale e in assenza di offerte migliorative dopo la gara vinta dal club rossazzurro. La squadra intanto prepara la trasferta di Caserta, la diretta in chiaro domani su Telecolor. Finito il percorso in Coppa Italia del Trapani, Granata escono sconfitti dal Viviani di Potenza contro il Sorrento. Dopo l'1-1 dei minuti regolamentari, la gara si è chiusa 5-4 per i campani ai calci di rigore. Bentrovati, riunione di governo sul ponte sullo Stretto in mattinata a Palazzo Chigi a Roma, all'indomani della bocciatura della Corte dei Conti dell'opera sullo ponte per i costi. Le reazioni della politica sempre accese tra favorevoli e contrari. Luca Ciliberti. Il ponte si farà. Ne è convinto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione di governo con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Vice Premier Antonio Tajani, convocata immediatamente dopo la decisione della Corte dei Conti che ha negato il visto di legittimità della delibera del CIPES, di fatto bocciando l'opera. La linea del governo è quella di attendere i 30 giorni per leggere le motivazioni dei giudici della Corte e rispondere punto su punto a tutte le richieste di illegittimità. Il ministro Salvini è sereno. Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri a novembre, invece partiremo a febbraio, ha detto. Nel frattempo, annuncia, abbiamo calendarizzato i prossimi passi su come intendiamo andare avanti, mettere in sicurezza in manovra i fondi necessari all'opera che siamo determinati a portare avanti. Anche con il parere negativo della Corte dei Conti, infatti, il governo può decidere di andare avanti con il progetto secondo la legge. In caso di rifiuto di registrazione da parte della Corte dei Conti, può chiedere un'apposita deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri può ritenere che l'atto risponda a interessi pubblici superiori e debba avere corso. A questo punto, però, la Corte dei Conti si pronuncia a sezioni riunite. Queste, qualora non ritengano venute meno le ragioni del rifiuto, ordinano la registrazione dell'atto e vi appongono il visto di riserva. L'atto registrato con riserva ha piena efficacia, ma può dare luogo a una responsabilità politica del governo, spiega la Corte dei Conti. Ma di fatto il ponte da sempre divide. Salvini a caldo ha parlato di scelta politica dei giudici della Corte. Meloni parla di atto di invasione della magistratura, agitando la riforma della giustizia come soluzione definitiva. Durissime le opposizioni. PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle parlano di uno schiaffo alla propaganda del governo, di stop a un carrozzone e di una maggioranza che invoca complotti immaginari per nascondere i propri fallimenti. Questo a Roma. A Messina la conferenza stampa già convocata da Eno Ponte per annunciare una nuova manifestazione contro la struttura il 29 novembre
è diventata un'occasione di festeggiamento, ma anche di riflessione per nuove iniziative. Francesco Triolo. Il 29 novembre il popolo No Ponte torna in piazza a Messina. Lo farà a forte del giudizio della Corte dei Conti che ha rispedito indietro con parere negativo il progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Una decisione che ha rinvigorito i contrari all'opera e così la manifestazione già programmata per fine novembre diventa quella dell'orgoglio. Si presenta una grande manifestazione nazionale di festeggiamenti. Lo so, sembra troppo presto gridare alla vittoria, però è la prima volta dopo tanto tempo che riusciamo, a far sì che un ente terzo possa esprimersi sul ponte. Finora hanno giocato facile, hanno avuto pareri favorevoli di enti governativi o di nomina governativa. Questa volta, per la prima volta, appena hanno avuto un ente terzo, il progetto si è bloccato. Se fanno una forzatura governativa così forte, la Corte dei Conti mi dice non va bene, ma io non me ne importa nulla di quello che dice la Corte dei Conti e vado avanti ugualmente. Il 29 di novembre dobbiamo essere in tantissimi per dirgli che noi siamo in uno Stato democratico e non accettiamo questo tipo di forzature. Sottolineato più volte come il parere della Corte dei Conti è quello di un organo terzo, non politico, quindi vale di più, ma questo passaggio non rappresenta però una pietra tombale. Ma guarda, la Corte dei Conti è un organo così importante, costituzionale, che non entra nel merito politico, ma chiaramente ha un altro ruolo. La cosa terribile è la reazione a caldo di Salvini e della Meloni, che chiaramente questi organi sono di intralcio al loro cammino. Altre notizie, obiettivo sicurezza controverso a Palermo. Prima slitta l'assunzione dei nuovi 100 vigili urbani, ora arrivano le lamentele di commercianti e titolari di pub nelle zone rosse che dicono adesso c'è il deserto. Non manca la replica piccata del sindaco La Galla, Marco Gullà. Il bilancio consolidato in aula al Consiglio Comunale di Palermo slitta per mancanza delle partecipate e conseguenzialmente slittano anche altre misure intrecciate, come l'assunzione dei 100 vigili urbani di Palermo. In un momento decisamente delicato per il capoluogo in termini di sicurezza, l'assunzione di altri 100 vigili urbani diviene fondamentale, ma come sempre burocrazia e stallo politico rallentano l'iter. E intanto ancora polemica sull'istituzione delle zone rosse in città. Da un lato ci sono commercianti e titolari di pub che puntano il dito contro l'amministrazione comunale sostenendo che le zone rosse allontanano i clienti, rendendo questi centri di movida ormai dei veri e propri deserti commerciali. Dall'altro c'è invece la replica del sindaco Roberto La Galla. Sono veramente preoccupato ogni giorno che non si levi una lamentela. Non c'è giornata senza lamentele. È chiaro ed evidente che ogni intervento produce, come è naturale, un'azione produce una reazione, quindi ogni scelta ha il suo rovescio della medaglia, ogni acquisto in sicurezza ha il suo prezzo in termini di incremento della vigilanza. Lasciamo Palermo, andiamo ad Agrigento. In via Dante migliaia di litri d'acqua si perdono ogni giorno lungo la strada nell'indifferenza generale, però i residenti hanno segnalato più volte il dissesto, ma non è mai intervenuto nessuno. È un autentico paradosso in una città che vive, come sapete, tra turnazioni continue e crisi idrica. Davide Sardo. Segnalazioni ignorate, nessun intervento. Da oltre 3 mesi migliaia di litri d'acqua scorrono ogni giorno in via Dante ad Agrigento. Un flusso continuo che bagna marciapiede e strada, mentre AICA, l'azienda idrica comune agrigentini, gestore del servizio idrico, non interviene. L'acqua scorre senza sosta, rovina l'asfalto già precario e crea pericoli per chi cammina o passa in moto. Il marciapiede resta costantemente bagnato e in alcuni punti si formano vere e proprie buche. Gli abitanti della zona hanno segnalato più volte il guasto, telefonando e inviando PEC, ma nessuno è mai venuto a riparare la perdita. In una città che affronta turnazioni, crisi idrica e disagi quotidiani, vedere l'acqua scorrere via per mesi è un paradosso che fa rabbia, uno spreco che non si può accettare, soprattutto in un territorio dove molte famiglie restano senza acqua per giorni. Non è un caso isolato, ma è il segno di una manutenzione assente e di risposte che non arrivano. Le famiglie continuano a pagare bollette salate, mentre l'acqua si perde in strada tra silenzio, incuria e indifferenza.
Contributi della regione alle città. La piccola Maletto batte Catania. L'assessore Parisi replica è una classifica solo parziale. Per esempio, la regione siciliana ha già finanziato 50 milioni di euro per la nostra zona industriale. Tonino De Mana. Stanno cambiando il volto di Catania i fondi europei, ma è dall'ARS e quindi dalla regione che arrivano brutte notizie e pochi contributi, tanto che la città etnea è battuta persino dalla piccola Maletto, conosciuta per le fragole ed ora per aver intercettato tanti soldi, 90 volte più di Catania. La notizia però non preoccupa più di tanto l'assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi, che spiega così. Bisogna poi leggere i numeri e quantificarli, però è anche vero che, ad esempio, se parliamo di fondi regionali, la regione ci ha finanziato 50 milioni di euro alla zona industriale su una dotazione di 100 milioni su tutta l'isola, quindi poi ovviamente dobbiamo raccontare questi numeri. È chiaro che poi ci sono dei numeri che vanno un po' in controtendenza, vanno analizzati per bene, però dico, non siamo messi male neanche noi. Ma è una sorta di compensazione allora? No, questa è una strategia che è stata messa in campo con il sindaco, più volte siamo andati a Palermo con l'assessore Tamaio e ripeto, è una cifra importante, tra l'altro a breve partiranno i lavori anche lì, quindi diciamo la regione ha fatto anche la sua parte con Catania. Restiamo a Catania, dall'anonimo cemento al verde. Rinasce Piazza Turiferro, gioiello incastonato nel centro storico, e il sindaco trentino dice: innamoriamoci di questo luogo e così facciamo ripartire la città. Ancora Tonino De Mana. Il sindaco trentino che passa, sorridente sotto l'impianto di nebulizzazione. Tanto verde attorno, nuovi arredi ed un moderno impianto di illuminazione. Eccola, la rinnovata piazza Turiferro, storicamente conosciuta come piazza Spirito Santo. Da cemento ed asfalto di un'anonima area di parcheggio, peraltro scarsamente curata, ad un gioiello incastonato nel centro storico di Catania. Un motivo di vanto per il sindaco trentino. Pensiamo a cos'era questa piazza fino a un anno fa. Era culla di degrado, di insicurezza. Adesso guardiamola e cerchiamo di innamorarci tutti quanti, perché solamente attraverso un innamoramento noi concittadini possiamo esprimere il nostro desiderio di far ripartire la Catania. L'intervento, per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, originariamente previsto con fondi PNRR, successivamente garantito dal governo nazionale attraverso altre linee di finanziamento comunitario, ha rigenerato la piazza coniugando tradizione e modernità. Bella è bella, accogliente è accogliente, ma c'è un ma, ed arriva direttamente dalla gente. Speriamo che duri e che questo verde possa essere mantenuto e non trovare le bottiglie rotte come ogni mattina davanti ai negozi. La piazza è molto bella, effettivamente era da tempo che non si vedeva una cosa così meravigliosa, però speriamo che duri, perché io ho l'impressione che a giorni ne vedremo delle belle. Speriamo che i nostri intervistati vengano smentiti. Dai, manteniamola pulitissima, è bellissima. Saccheggiavano negozi nel Ragusano, 3 ordini d'arresto e uno di loro era già dentro i colpi con spaccate nel cuore della notte, e la banda era diventata il terrore dei negozianti. Veronica Barbarino. Rubavano le auto in provincia di Siracusa e le usavano come ariete per sfondare porte e saracinesche di bar e tabaccherie tra Ispica e Modica. Una volta dentro, arraffavano tutto ciò che potevano in pochi minuti, dai registratori di cassa ai tagliandi di gratta e vinci. Colpi rapidi, ma con danni sproporzionati rispetto al valore della refurtiva. Poi la fuga verso le campagne di Rosolini. L'episodio più grave risale allo scorso gennaio, quando alle 4 del mattino i titolari di un bar di Ispica, svegliati dal rumore, erano intervenuti sul posto sorprendendo i ladri. Ne seguì una lite violenta, durante la quale i 2 proprietari rimasero contusi. Dopo mesi di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotte dai carabinieri della compagnia di Modica e della stazione di Ispica, i 3 presunti responsabili sono stati identificati e all'alba di oggi sono stati bloccati dai militari, con il supporto della stazione di Rosolini e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di armi arrivate da Catania. Il GIP ha disposto il carcere per 2 degli indagati e i domiciliari per il terzo. Sono accusati a vario titolo di tentata rapina, furto aggravato, tentato furto e ricettazione. Picchia la figlia nel Ragusano, la bimba già costretta dalla madre alcolizzata a occuparsi della sorellina più piccola, racconta tutto alle maestre.
che denunciano la donna e ora la madre ha il divieto di avvicinarsi alla bambina. Desiree Ferlito. Picchia la figlia piccola a Comiso, in provincia di Ragusa. Per questo motivo una donna di 34 anni originaria della Colombia è indagata per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Per la mamma è scattato il divieto di avvicinarsi alla bambina. La misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa scaturisce dalla denuncia di un insegnante che aveva notato nell'alunna un insolito stato di trascuratezza. La piccola, sollecitata dalle maestre, ha raccontato di non vivere in un clima sereno, poiché è costretta a subire dalla madre, consumatrice abituale di alcolici, continue vessazioni e minacce e di doversi sempre occupare della sorellina ancora più piccola, circostanze poi confermate anche dalla nonna della minore. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha richiesto e ottenuto l'applicazione della misura cautelare. Misura che è stata poi emessa dal giudice per le indagini preliminari ed eseguita dal personale della squadra mobile di Ragusa. La bambina è stata affidata alla nonna paterna e sarà seguita dai servizi sociali competenti. A Termini Imerese la polizia ha arrestato un uomo accusato di maltrattamenti nei confronti della madre. Oltre a causarle lesioni, le ha anche distrutto i suppellettili in casa e le ha venduto gli elettrodomestici per comprarsi la droga. Attraverso il braccialetto elettronico gli agenti lo hanno intercettato e arrestato. L'emergenza abitativa che si intreccia con la povertà. A Palermo una donna costretta a vivere in auto dopo essere stata sfrattata e per essere accolta in un istituto o in una residenza sociale dovrebbe rinunciare al suo amato cagnolino. Marco Gullà. Con la pensione e reversibilità mi toccano 614 euro e se pago la casa non posso mangiare. Lei si chiama Antonina, ha 63 anni e da circa 2 mesi vive nella sua auto a Palermo. Non può pagare casa, è stata sfrattata e al momento non ci sono alternative perché per essere accolta in un istituto o una REMS dovrebbe rinunciare al suo amato cagnolino. Una che non c'è mai passata a vivere questa situazione da incubo, cioè non ci avrei mai creduto. Una vita dignitosa la sua, poi la morte del marito ha stravolto tutto e allora la decisione di vivere in auto. Ed ecco qual è il momento peggiore della giornata. La sera, quando ci sono tutte le autoambulanze che passano di qua, che non riesce a dormire. Considerando anche il fatto che siamo alle porte del prossimo inverno e comunque non dovrebbe esistere nel 2025 una condizione di questo tipo. Per cui noi quello che chiediamo all'amministrazione comunale tutta, quindi da abitare sociale ai servizi sociali, chiediamo di lavorare per andare a modificare questa strettoia. Mio marito lavorava e io campavo benissimo, non mi mancava niente, la casa pagavo, tranquilla. Oggi signora, un'altra giornata che inizia, come la passerà, come la trascorrerà? Non lo so, tra poco vado a comprare qualche panino perché devo pure mangiare, sia io che Molly, e poi non so. A Palermo speriamo di potervi dare al più presto buone notizie perché questa situazione sia risolta. Nel Ragusano adesso, dove prende il via un progetto da oltre 100 milioni di euro che porterà a 380 nuovi posti di lavoro. È il Costa Ragusa Borgo e Resort che sarà inaugurato nel giugno dell'anno prossimo. Veronica Barbarino. 2 strutture di lusso con oltre 530 camere immerse in 90 ettari di natura, tra ulivi e mare, circa 380 nuovi posti di lavoro, un investimento di oltre 100 milioni. Sono alcuni dei numeri del nuovo Costa Ragusa Borgo e Resort, che nascerà nel 2026 in uno dei tratti più affascinanti della costa iblea, dove un tempo sorgeva il Club Med Camarina, simbolo di un'epoca ormai passata. Il nuovo polo del turismo di lusso nascerà grazie ad Arrov Global Italia, in partnership con Mangias Hotels and Resort, pronti a ridare nuovo e continuo prestigio all'area ragusana. La Sicilia è tra le regioni italiane più attrattive dal punto di vista turistico e in particolare il territorio di Ragusa ha tantissime potenzialità
e quindi è un territorio che si presta anche ad allungare la stagionalità. Sono aperte le selezioni per il personale da impiegare nelle principali aree operative e a cui sarà dedicato un ampio programma di formazione professionale. Abbiamo iniziato le selezioni, il Recruitment Day sarà il 24-25 novembre, sul nostro sito si potranno vedere, si potranno avere tutte le informazioni. Noi crediamo che si possa realizzare nel sud-est della Sicilia, intorno appunto a Ragusa, una nuova destinazione, un nuovo polo turistico che si aggiunge a quelli di Cefalù, Taormina e Sciacca. Un valore aggiunto quindi per l'economia del territorio ebleo, che promette occupazione e turismo di qualità. Breve pausa, tra poco il calcio con Torre del Grifo che torna al Catania, mentre la squadra pensa alla trasferta di Caserta e il Trapani eliminato dalla Coppa Italia. State con noi, vi aspetto. Calcio, il centro sportivo di Torre del Grifo ritorna al Catania in assenza di offerte migliorative dopo la gara vinta dal club rossazzurro e in attesa della PEC ufficiale della curatela. La squadra intanto prepara la trasferta di Caserta. Marco Carli. Torre del Grifo e del Catania, in attesa della PEC ufficiale della curatela ed in assenza di offerte migliorative rispetto ai più di 5 milioni e mezzo con le tasse con cui il club rossazzurro si era aggiudicato la gara 7 giorni fa nella corsa sul filo del tempo e dei rilanci con la società Aurora. Dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte della curatela, ci sarà la procedura di vendita effettiva del bene con il Catania che entro 120 giorni dovrà presentare il saldo di 4 milioni e 900 mila euro. Il primo passo della società Etnea sarà quello di chiedere alla curatela la possibilità, nelle more dell'atto di trasferimento, di lavorare per il ripristino dei campi in erba naturale. Intanto la squadra si prepara al match con la Casertana che andrà in scena venerdì alle 20:30, diretta su Telecolor in chiaro a partire dalle 19:30. Toscano, come detto, in conferenza tante alternative, 2 per ruolo. Forse l'unica parte in cui mancano è sugli esterni, soprattutto dopo l'infortunio di Raimo, e la società avrebbe individuato proprio in quella zona del campo un intervento sul mercato a gennaio per dare alternative a Casasola e Donnarumma. Il mercato è lontano però. La Casertana, squadra valida che ha fatto un buon avvio di campionato, è invece vicinissima. Toscano, che confida molto sulle alternative già in rosa, dovrebbe però insistere sull'11 di partenza visto nelle ultime gare, tappa importantissima per il tecnico, quella del Pinto. Io ho detto ai ragazzi poi di togliere il file delle 2 partite in casa perché bisogna inserire un altro file, sarà un'altra gara diversa. E noi dobbiamo arrivarci pronti per affrontare perché sarà una partita tirata anche questa e noi dobbiamo esprimere il nostro massimo potenziale che abbiamo. Esce dalla Coppa Italia il Trapani eliminato dal Sorrento che supera i Granata ai calci di rigore. Franco Camarasana. Fatali calci di rigore al Trapani nel secondo turno della Coppa Italia. La squadra granata esce di scena da una competizione sulla quale puntava molto la società del presidente Antonini. Sul terreno di gioco del Viviani di Potenza ha avuto la meglio però il Sorrento, più preciso nella lotteria dei calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1. Meglio i Granata nel primo tempo, anche se il loro gioco è apparso piuttosto lento e compassato. A sbloccare il risultato un calcio di rigore trasformato al 36esimo da Vasquez, ma al 45esimo arriva il pareggio del Sorrento. Stramaccioni commette fallo su Sabatani e l'arbitro concede il rigore. Galeotti respinge il tiro dal dischetto di Schaub, ma sulla ribattuta Sabatani di testa spinge la palla in rete. Meglio il Sorrento nella ripresa, che ha anche qualche buona occasione per portarsi in vantaggio. Trapani pericoloso solo nei minuti di recupero. Si va così ai rigori. Per il Trapani vanno a segno Grandolfo, Celeghen e Fischnaller, ma Benedetti e Canotto si fanno parare i rispettivi calci di rigore e così a far festa il Sorrento. Scricchiola a questo punto la panchina di Sasà Aronica. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.